Come mai ti chiamano Werner? Cosa? La gente sta aspettando, non ti muovere in coppa a barco, per piacere. Perché ti chiamano Werner? Ma da po' di qua. Sta zitto per piacere, La gente che ci tengo a mi dai fastidio sotto occhi a vedere questa persona che cammina per tutta la barca. Mamma breve. Poi fino a qua, che stai da chiedere perché ti chiamano Werner? Perché secondo te mi chiamano Werner? Perché mi chiamo Werner, no? È un nome tedesco. Tedesco sì, Werner. Ci sarà però un motivo, no? Mica sono scemo, mi chiamano Werner. Perché durante la guerra mio padre è stato aiutato da un tedesco, un certo Herbert, ma quanti cose usano, un certo Herbert, ha aiutato mio padre, ha scappato dal campo di concentramento, durante la cella era una fucilamma di cose, ma una cosa del genere l'ha aiutato. Mio padre si è sentito riconoscente, si è sentito, non lo so, ha detto, mi ricordo su Herbert, lo chiamo Werner, e mi ha chiamato Werner. Non lo prego. Però avrebbe dovuto chiamarti Herbert. Ma che non importa a te? Mo chi non è padrone mi chiama come... Perché a mia madre non gli piaceva Herbert. Va bene, la gente tutte cose che hai fatto mirare a casa mia. Non mi piaceva Herbert. Herbert, mio padre che già veniva a una guerra. Non teneva, dice, mi metto a fare una guerra con mia moglie. Come va, Werner. L'importante era rimanere nel tedesco, no? Come memoria. Ah. Guarda, vedi che stai combinando? Ma bre. Tu stai un poco fermo. Se stai a 5 minuti arriviamo là e ti faccio scendere una coppa a barco, guarda. Se stai un attimo fermo, è che pure per educazione, no? Stai a casa di un'altra persona. Perché hai cambiato la bandiera? Che siamo arrivati in Perù, so oggi cagnato, che quante cose di sapere. L'hotel sta sopra sta strada, vai sempre dritto. Mi aspetti qui? Per forza.